un'altra trasferta dove abbiamo fatto bene, dove purtroppo però non abbiamo portato a casa 2 punti. Questo è quello che conta in questo campionato, non conta essere bravi, fare le belle partite o essere contenti della prestazione dei ragazzi. La legge del parquet non ammette repliche, nemmeno se per quasi tutta la gara conduci un match contro un'avversaria tosta in uno dei templi del basket italiano, il Paladozza di Bologna. Perché se poi ti spegni nel finale, una squadra come la Fortitudo ti punisce, 77-69 per la precisione. E così Treviso torna a casa con la terza sconfitta in 4 gare, in vista peraltro del Super Derby contro Venezia. Una gara che ha visto la De Longhi impeccabile nei primi 2 quarti, aggressiva e a tratti dominante grazie soprattutto a Fotu, Nikolic e Tessitori. Primo tempo da urlo, anche a +13, poi Bologna ha preso le misure, ma fino a un certo punto risultato incerto. Negli ultimi 5 minuti ci è mancato un po' di lucidità, devo dire la verità, oltre alla lucidità abbiamo degli eccessi di generosità dovuti a tanti giocatori che vogliono fare bene, ci tengono a fare bene, che dopo in determinati momenti invece ci si ritorgono contro. Una gara da dimenticare per entrambi sul fronte tiro dalla lunga distanza e ancora una volta Treviso perde il confronto diretto sui rimbalzi e sabato arriva la Reyer. Ci manca ancora un pezzo e questo è quello che ci deve dare, da un lato ci deve dare la cifra del buon lavoro che stiamo facendo nelle ultime settimane e dall'altra parte non ci deve per niente soddisfare.